Buongiorno a tutti, io ringrazio per l'invito oggi, ho il compito e il piacere, come è stato detto, di portare il saluto dell'organizzazione che rappresento, la CGIL del Veneto. Ho assunto la responsabilità di guidare questa organizzazione da qualche mese, anch'io al recente congresso che abbiamo svolto nel 2014. Il congresso è sempre un momento importante per un'organizzazione perché consente, come abbiamo sentito qui oggi da una relazione che ho molto apprezzato, una riflessione non solo sui temi generali, sulla situazione politica e economica, ma una riflessione anche per quanto riguarda l'organizzazione stessa, quindi come si sta e come si può affrontare una sfida che è impegnativa come quella che abbiamo davanti in una fase che è complicata. Non mi dilungo sui dati della situazione economica perché appunto la relazione l'ha già molto puntualmente delineata. Abbiamo una preoccupazione grande anche qui in Veneto, nonostante insomma sia stata una regione che ha macinato successi negli anni passati, perché la crisi è ancora pesante e si fa fatica a intravedere, no, l'uscita, no, da questa situazione di difficoltà. C'è una, come veniva detto, una ripresa parziale sul fronte dell'export, ma i consumi interni non ci sono, non riprendono, e d'altra parte sarebbe difficile immaginare una ripresa da questo punto di vista se noi pensiamo che per esempio i contratti di lavoro sono bloccati da anni. Penso a quello del pubblico impiego, sono 6 anni che è fermo e la legge di stabilità proseguirà su questa strada, ma così come per quanto riguarda le pensioni, no, che non vengono rivalutate, ma in particolar modo manca il lavoro. È questa, diciamo, la partita che noi abbiamo davanti. Lavoro, i dati sulla disoccupazione sono, no, inusuali anche per il nostro Veneto, particolarmente allarmanti, in particolar modo per quanto riguarda le giovani generazioni che non hanno prospettive di sviluppo. Quindi è su questo fronte che noi dobbiamo agire e credo che l'ottimismo fa sempre bene, no? È sempre un elemento positivo, però non sia sufficiente per appunto cambiare direzione. E noi come CGIL siamo critici rispetto alle scelte, ai provvedimenti che il governo sta attuando in questo periodo, tant'è che, come guardo il collega della UIL, che assieme alla UIL, come sapete, abbiamo proclamato uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, perché riteniamo che i provvedimenti che ci vengono proposti non imbocchino la strada giusta, non siano adeguati né sufficienti, ma soprattutto adeguati per farci uscire dalla crisi. Siano anche sbagliati per certi versi, perché non è andando a deregolamentare ulteriormente quello che è il mercato del lavoro che si crea il lavoro. Noi dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo partire dalla creazione di lavoro per mettere in moto l'economia, e per creare lavoro ci vogliono investimenti pubblici, e invece continuiamo a vedere che manca una politica industriale, manca una strategia, manca un'idea di paese, di quale sviluppo vogliamo, di quale Italia vogliamo, di quale Veneto vogliamo, dove andare a investire, quali sono le priorità. La relazione del vostro Presidente ne individuava alcune che sono condivisibili. Anche come CGIL ci siamo cimentati, ci siamo assunti la responsabilità di fare delle proposte in questo senso e abbiamo delineato un piano del lavoro sia a livello nazionale che a livello Veneto, nel quale abbiamo detto quelli che devono essere, a nostro avviso, i terreni sul quale andare ad operare per una società che sia più giusta, più equa, no? più solidale, più inclusiva rispetto, no? Recuperando anche quei valori che sono propri della nostra regione. Detto questo, noi abbiamo invece, mi spiace insomma, no? Però per fare questo ci vogliono dei luoghi di confronto e di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti di rappresentanza, perché solo così si possono creare le strategie e la condivisione necessaria appunto per individuare le soluzioni per il Paese. E questo manca. Quello che ci viene proposto è ancora una volta un modello di precarietà e di svalutazione competitiva del lavoro, e noi siamo sempre più in presenza di un lavoro povero, di un valore invisibile, di un lavoro, no, che deriva molto spesso anche da un sistema degli appalti. Ho apprezzato che nella relazione si ponesse un po' l'accento sul tema degli appalti, non solo per contrastare gli appalti al massimo ribasso, no, ma perché bisogna
riscrivere completamente e rafforzare la normativa degli appalti anche in senso europeo. Su questo abbiamo una proposta di legge come CGIL sulla quale raccoglieremo le firme, perché bisogna garantire il mantenimento dell'occupazione nei vari passaggi di appalto. Non oso pensare cosa potrà succedere da una parte combinando la libertà di licenziare con i cambi, no, di appalto dal punto di vista della tenuta occupazionale, ma anche, no, chiamare la responsabilità solidale in tutta la filiera nei vari passaggi. E il tema degli appalti è un tema particolarmente delicato in una fase perché sta dentro all'altro tema più generale, che è quello della legalità. Anche questo ho richiamato con forza e condivido nella relazione. Siamo in una regione che è stata attraversata ultimamente da fenomeni diffusi di illegalità, almeno per la parte che è emersa, no? E che riguardano non solo l'intreccio, no, tra sistema imprenditoriale e istituzioni, ma riguardano ormai, no, un terreno diffuso, perché si parla di illegalità, si parla di evasione fiscale, si parla di lavoro nero, cioè si parla di un sistema che destruttura il lavoro e danneggia complessivamente l'economia. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo a che fare appunto con illegalità negli appalti, abbiamo a che fare anche con un sistema però che si sta diffondendo di cooperative spurie, di false cooperative, che come la moneta cattiva scaccia la moneta buona, che nasconde un lavoro senza regole, no? E che inquina quello che è lo stesso sistema delle cooperative. Allora io rispetto a questo mi chiederei, insomma, no? C'era un passaggio nella relazione, no? in questo senso, ma anche una maggior determinazione da parte dell'intero sistema cooperativo per contrastare questa deriva che fa venire meno quello che sono i fondamentali valori del sistema cooperativo in termini di democrazia economica. Noi contrasteremo come CGIL in tutti i modi, no, queste forme, perché sono le nuove frontiere, no, del lavoro deregolamentato, del lavoro sfruttato. Fino all'altro giorno c'erano le partite IVA, adesso c'è ancora, no, il socio cooperativo, che è una falsa, no, cooperativa ed è un falso socio lavoratore. Allora mettiamoci delle regole, definiamo con più chiarezza quando una cooperativa è una cooperativa vera, definiamo con più chiarezza quando è un lavoratore dipendente o è un socio cooperativo, perché noi abbiamo, sempre più li incrociamo nel nostro lavoro, falsi soci cooperatori che assumono la responsabilità di impresa senza averlo, cooperative che nascono e muoiono nell'arco di un anno perché così non sono tracciabili, lavoratori che vengono pagati con la cessione del credito della cooperativa. Quindi abbiamo ormai una tale frantumazione e diciamo lavoro, no, che non è più, no, non ha più la dignità, non ha più la consistenza in questo senso, che richiede un intervento. Noi siamo anche a proporvi la possibilità, no, la disponibilità a costruire un patto assieme per fare in modo che il sistema cooperativo si radicalizzi sempre più nella società veneta e contemporaneamente si basi su un riconoscimento di un lavoro, no, e della dignità del lavoro e di un lavoro di qualità. Questo chiaramente richiede anche, no, delle relazioni sindacali che facciano un salto di qualità anche al nostro interno, e credo che richiamarci ai principi fondanti del sistema cooperativo sia per tutti noi un elemento fondamentale, soprattutto in una stagione nella quale il clima del Paese sta peggiorando rapidamente, e non solo per il peggioramento delle condizioni economiche, che sono un elemento sicuramente che pesa, ma penso, no, a quello che sta succedendo, che è successo a Tor Sapienza, ai rischi di esplosione che abbiamo sul tema dell'immigrazione, un clima di incertezza e di strumentalizzazione dell'incertezza e del disagio delle persone che può diventare esplosivo per il Paese. Allora tutti i soggetti che hanno a cuore invece la solidarietà, l'inclusione, credo che devono assumersi la responsabilità per operare assieme per costruire appunto un traguardo più avanzato. Io credo che dalla crisi si possa uscire in due modi, no? O riducendo ancora i diritti del lavoro, contrapponendo lavoratori a lavoratori, giovani ad anziani, in una guerra tra poveri che ha sempre, no, lo stesso fine, lo stesso obiettivo, che è nascondere e conservare i privilegi intollerabili di pochi, oppure valorizzando il lavoro, estendendo le tutele e i diritti in una società che sia più inclusiva. Noi vogliamo assumerci la responsabilità di operare in questo senso, e io ho molto apprezzato le conclusioni della relazione dove richiamavano proprio questa responsabilità. Noi ci siamo. Buon lavoro e buon congresso.